Alessandro Conti, prima capitano della Contrada di Voltaia, vittorioso, però come contrada siete stati i primi su questa pista con il mezzo sangue, questa grande novità. Le tue prime impressioni? Ma le impressioni, io questa sera ho visto che si può fare un palio anche con mezzo sangue. Abbiamo voluto provare subito perché anche se siamo i vincitori uscenti, diciamo, voglio arrivare al palio competitivo e voglio giocarmi le mie carte comunque vada anche quest'anno. C'è una novità che sono mezzo sangue, abbiamo provato 2 soggetti e secondo me non ci sono andate male nessuno dei 2 soggetti, ora faremo le nostre valutazioni, faremo le prossime prove, però secondo me è un palio che si può affrontare anche con il mezzo sangue. Probabilmente sarà una corsa diversa rispetto alle corse passate, c'è anche la mezzo giro di meno che fortemente hanno voluto gli altri, noi non eravamo totalmente d'accordo. Però affronteremo il palio come è stato imposto il palio. C'è da dire una cosa, non so se anche tu la vedi alla stessa maniera, il comune è riuscito a dare la pista anche in un momento difficile, no? Per Piancastagnaio. Difficilissimo, questo c'è da dare atto all'amministrazione comunale che ha mantenuto l'impegno nonostante il periodo brutto che ha vissuto Piancastagnaio e che sta vivendo Piancastagnaio con questi incendi. L'amministrazione comunale nella persona del sindaco, nella persona del prorettore Enzo Piccini, aveva dato l'impegno di portare la pista il 21 a conclusione e il 21 a conclusione ci ha consegnato la pista. La pista è in ottima condizione, secondo me anche molto meglio degli anni scorsi, ben livellata, secondo me quest'anno è veramente una bella pista. Forse anche un messaggio per pensare un po' oltre a quello che sta accadendo, no? Potrebbe essere. Certo, sì, è per entrare nella festa, diciamo. Ecco. È un messaggio, magari da stasera in poi si entra nella festa e ci si scorda quello che è successo nei giorni scorsi. Bene, allora un'ultima cosa, un ritorno nella Contrada di Voltaia, questo non può non essere detto. Un ritorno, e infatti mi fa piacere perché Silvano Vigni abbiamo riaperto un rapporto in questi mesi e un ritorno mi ha fatto piacere perché ho visto che la Contrada ha riaccolto Silvano come vecchi tempi, diciamo. I vecchi della Contrada hanno ritrovato un fratello e questo mi ha fatto enormemente piacere. Bene, allora ti lascio prossimo appuntamento, non so se ci saranno altre prove, vedremo in futuro. Sì, riproveremo sicuro, ora ci programmeremo sia con Silvano che con Giosuè e riproveremo sicuro tutti e 2 soggetti, così faremo la valutazione definitiva. Bene, grazie ancora, ciao. Grazie mille. Giosuè, siamo nuovamente a Piancastagnaio, torni dopo circa un anno, l'ultimo vincitore del palio in Voltaia, nuovamente in Voltaia. Mezzo sangue. Dai, niente, oggi si è provato, 2 cavallini, i nostri Santovadra e pressing, diciamo siamo contenti, la pista è bellissima, ecco. Confronto all'anno scorso ancora meglio, bella, e niente, si prova a far bene anche quest'anno e poi vedremo il 18 che banda è. Vediamo il 18 che banda è. Questa prima prova, la tua Contrada è stata la prima a provare, quindi le prime impressioni le hai già date positive su questa pista. Sì, la che pista dici? tutto bene, i cavalli bene, c'è da rivedere qualcosa, ma niente di che, si va avanti, poi ritorneremo a riprovare, se va bene tutto e basta. Bene. Ci stiamo anticipando per far bene di nuovo anche quest'anno. Certo, allora in bocca al lupo, buon lavoro per tutto. Grazie. Ciao. Allora, Silvano Vigni nuovamente a Piancastagnaio, un ritorno. Penso sia un gradito ritorno da parte mia nei vostri confronti e anche da parte vostra nei miei confronti. Un'esperienza nuova, non più come fantino ma come proprietario di cavallo. Portiamo qui una grande cavalla, ha vinto il palio di Ferrara, speriamo che vada tutto bene. Abbiamo le carte in regola, credo, per bissare il successo dell'anno scorso. Questo passaggio a Piancastagnaio ha subito un po' in base a questo decreto Martini così chiamato, la tua valutazione in base anche alla tua... La mia valutazione è che se vogliamo continuare a correre la strada sarà quella dei mezzi sangue, anche perché oggi tenere 2 o 3 puro sangue per fare una corsa all'anno a Legnano oppure ad Asti non vale più la pena, perché non hai più margine, in provincia non ci sono più corse da nessuna parte, quindi è bene, anzi il MIPAF dovrebbe fare una cosa intelligente, dovrebbe smettere di dire in base alla pista ma dire si va tutti con i mezzi, almeno si taglierebbe la testa al toro. Tornare a Piancastagnaio
Stagnaio che aria respiri? Ma insomma, io era tanti anni che non venivo su, però dai, è sempre bello, poi rivedi persone di 35 anni fa che hanno sempre lo stesso entusiasmo, Sì. ci sono i ragazzi nuovi, le nuove leve, si vede la contrada cresce e si evolve, una bellissima esperienza, dai. Abbiamo le carte in regola. Per